Siamo in compagnia della dottoressa Elisa Riccobene, responsabile commerciale area nord-est del gruppo Serenissima Ristorazione. Ben trovata. Bene, buonasera. Ben trovata qui a disegnare il futuro Forum Innovazione, giunto alla terza edizione qui a Codevigo in provincia di Padova. Dottoressa Riccobene, il futuro del settore, perché guardando al 2026 ma con una prospettiva anche andando oltre, quali evoluzioni tecnologiche o organizzative crede che possono rivoluzionare ulteriormente la ristorazione collettiva e il modello del gruppo Serenissima Ristorazione? Intanto buonasera, visto che siamo in un tema di futuro e di innovazione, diciamo che sono due tematiche che non sono solo tematiche tenute in maniera molto aleatoria, ma noi siamo molto concreti e pragmatici, oggi fanno parte della nostra realtà, del nostro business, e quindi le abbiamo applicate e ultimamente da anni che stiamo investendo in innovazione, tecnologia, ma sono due. Per noi la digitalizzazione o come l'AI sono degli abilitatori che sono volti poi a migliorare e rendere sempre più performanti le nostre attività. E se vado più nel concreto, si sta evolvendo maggiormente in una ristorazione commerciale, privata, quindi rivolta verso le aziende, dove ci rendiamo conto che la soluzione che viene richiesta spesso dal cliente è di avere sempre più flessibilità, di poter usufruire di una ristorazione H24, 7 giorni su 7, quindi su più turni. Quindi questa richiesta a noi ha permesso di lavorare su un progetto che è la ristorazione automatica, quindi vuol dire utilizzare dei frigoriferi intelligenti, sono dei delivery point definiti in poi termini più tecnici, che a noi permettono di poter fornire un pasto, quindi un menù completo, quindi che sia sempre bilanciato da un punto di vista nutrizionale, ma che l'utente possa usufruirne H24 e nelle modalità che più preferisce. Quindi questo accumula anche pochissimo spazio in termini poi di, ovviamente, all'interno delle realtà aziendali, e ci permette quindi di soddisfare appieno le esigenze che hanno gli utenti. Quindi tutto il concetto che ha della digitalizzazione, dell'innovazione, per noi è creare un valore condiviso, quindi con il nostro territorio, con le nostre realtà e le nostre aziende. Grazie mille.